Camici bianchi bersagliati dalla rabbia dei pazienti che troppo spesso si trasforma in aggressività. Stavolta è capitato ad un medico di base in servizio nel quartiere San Pio X. Una dottoressa che preferisce rimanere anonima ha raccontato di aver trovato il bossolo di un proiettile nella cassetta delle lettere. Minaccia che è stata denunciata alle forze dell'ordine e che viene confermata dal presidente dell'Ordine dei Medici di Vicenza, a cui si è subito rivolta. Dopo i casi del pronto soccorso, un caso eclatante che riguarda la dottoressa che ha trovato nella cassetta della posta riservato alle richieste dei pazienti, alle comunicazioni con i pazienti, un bossolo di proiettile. Naturalmente quando la dottoressa ha aperto la cassetta della posta e ha visto il bossolo è andata nel panico. Un'escalation di violenze e minacce, spiega il presidente, è diventata sempre più preoccupante. Il problema è che al di là di questo fatto, questa è un'escalation che si verifica da un po' di tempo nel nostro territorio, soprattutto nei riguardi della medicina generale, colpisce prevalentemente le giovani dottoresse. Sta di fatto che è una cosa che preoccupa molto, preoccupa noi come ordine, preoccupano i colleghi sono molto arrabbiati, sono molto amareggiati e non vi nascondo per la verità che c'è un buon numero di medici che vuole lasciare. Anche la dottoressa, che ha raccontato di aver ricevuto in passato da parte dei pazienti offesi e addirittura una minaccia di morte, ha manifestato l'intenzione di andarsene. Anche la dottoressa ha manifestato l'intenzione di abbandonare la professione, di andare a lavorare in qualche altra parte come medico o all'estero da qualche altra parte in modo da levarsi da questa angoscia. Nonostante la tensione in merito al problema sia elevata, l'appello dell'ordine va alle istituzioni. Perché spieghi veramente quali sono le difficoltà operative in cui lavora il medico di famiglia.